A tutti voi buon pomeriggio, benvenuti a questo appuntamento pomeridiano delle 18, sapete, pomeriggio special, ospiti special e oggi parleremo di cultura, parleremo di tradizione, parleremo dell'opera dei pupi, patrimonio dell'umanità, ne parleremo con una delle famiglie più importanti siciliane che custodiscono la storia dell'opera dei pupi. Avremo con noi la famiglia Argento ed esattamente incontreremo Nicolò, incontreremo Dario, visiteremo il bellissimo teatrino che si trova nel cuore della città di Palermo, proprio di fronte alla cattedrale, all'interno di un palazzo storico. Visiteremo, guarderemo fotografie, chissà, magari assisteremo forse ad uno spettacolo? Rimanete con noi e sarà subito fatta. Iniziamo subito con il nostro consueto modo. Grazie, 260.778 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Siamo arrivati a giovedì 26 di novembre, ci avviciniamo pian piano a quest'altro fine settimana. Questa mattina abbiamo avuto la nostra rubrica del Chiedimi pure a cura di Davide Morici, uno dei manager founder di Io Compro Siciliano, e domani sarà ancora rubrica del Chiedimi pure, domani a cura del dottor Giorgiani. Avremo un collegamento direttamente da New York con Anthony Pasquale e poi domani pomeriggio ancora artisti con Giuseppe Castiglia. E ancora delle sorprese per il fine settimana, quindi continuate a seguirci, continuiamo a camminare velocemente. Sapete, proprio oggi abbiamo voluto parlare di una cosa molto importante con Davide Morici questa mattina, un po' commentando quello che è stato il post di Buongiorno, dicendo che ognuno di noi, ognuno di voi, quindi 260.000 amici, si sente proprio il peso della responsabilità e la bellezza anche della responsabilità rispetto a quello che è partire da noi, partire dalle nostre aziende, partire dai nostri sacrifici, prendere delle responsabilità a tutto tondo per portare avanti le nostre idee che poi si concretizzano e diventano possibilità di nuovi sbocchi e di nuove condizioni. A proposito di questo, mi è piaciuto anche citare questa mattina, e ormai è una cosa ufficiale, sapete, proprio giorno, prossima settimana, giorno 1 di dicembre, saremo all'Università di Messina per una lezione, perché Io Compro Siciliano, sapete, è stato inserito anche all'interno di tanti corsi di studio, tanti gruppi di lavoro per studiare questa startup, quello che riguarda il mondo del web e della comunicazione di Io Compro Siciliano. A proposito di questo vi dico, Io Compro Siciliano ormai è radicata anche in quella che è la forma della comunicazione legata alla pubblicità, e quindi proprio per questo vi diciamo scrivete mail, consultateci, perché oggi possiamo pensare ad una buona comunicazione per ancora di più presentare le vostre aziende al mondo che è in ascolto. Quindi scriveteci e noi saremo ben felici di rispondervi e naturalmente di farvi contattare dai nostri uffici commerciali. Vi ricordo ancora Black Friday, sì, Black Friday anche all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com sarà possibile fare acquisti, e che acquisti, portando in tavola i nostri prodotti, la nostra tradizione, le nostre eccellenze anche artistiche, anche oggetti bellissimi di artigianato come di ceramiche piuttosto che interior design. Insomma, sarà possibile fare acquisti all'interno del nostro marketplace utilizzando queste forme di acquisto con sconti eccezionali di Black Friday. Noi siamo pronti, ringrazio il mio regista Paolo Gatto, ringrazio in redazione Marzia Monreale, tutto il team di Io Compro Siciliano. Sono felice, devo dirvi anche un po' emozionata, perché ritorno dopo qualche mese, perché noi abbiamo fatto un'intervista a Nicolò Argento proprio durante il primo lockdown, eravamo andati a trovarlo in teatro, adesso ci ritorniamo dopo tanti mesi
Siamo felici perché con lui vivremo veramente un po' la magia di questo teatrino che porta con sé proprio il racconto di tanti anni e tante generazioni. Siamo pensate alla fine del 1800 e si comincia a parlare con la famiglia Argento di Opera dei Pupi. Toc toc, noi siamo pronti, apriamo le porte del Teatrino Argento e abbiamo con noi Nicolò della famiglia Argento, parliamo di Opera dei Cosa Pupi e giusta, parliamo di... buonasera a tutti. Ciao, ciao! E beh, guardate un po' già come si presenta Nicolò, guardate dietro. Angelica e Rinaldo. Oh, ci Intanto abbiamo anche siamo! Carlo Magno. Eccolo Carlo Magno, eccolo. Senti, ma allora cominciamo piano piano a raccontare un po' di storia, Nicola. Allora, la famiglia Argento è una delle famiglie storiche che portano con sé la tradizione dell'Opera dei Pupi. L'Opera dei Pupi diventa patrimonio dell'umanità e la famiglia d'Argento da sempre si dedica a questa tradizione culturale. Raccontaci un po' la tua storia e magari ti chiedo anche un po', Nicola, perché no? Ma se ci facessi vedere anche qualche foto che tu hai lì in teatro da te, noi Sì, siamo certo. tutto... Allora, intanto questo teatrino racconta quasi 5 generazioni, perché partiamo dal bisnonno, Don Cecè Argento, che appunto a 20 anni, nel 1893, questo signore qua, un attimo che giro, ti faccio vedere la foto, col bambino. Eccolo, Il bambino è guardate. papà. E il Il bambino bambino è papà, papà che giusto, aveva Nicola? 4 anni, 4 Eh, anni. E questo signore iniziò nel 1893 quando appunto si mise il teatro per conto proprio, iniziò la sua storia, iniziò la sua avventura con questi spettacoli dell'Opera dei Pupi. Subito dopo ci fu mio nonno Giuseppe, che lasciò, diciamo, mio bisnonno lasciò il teatro a mio nonno e continuò questa tradizione che vedete questa foto sopra, questo signore è mio nonno, vedete? eccolo, sì, vediamo, sì. E, e lui continuò fino al 1993. 1993. Dopo il 93 con papà l'aiutava, ci siamo stati anche noi piccoli, da piccoli che suonavamo il pianino, la pianola. Guarda, ti faccio vedere qualche foto, vedi? Dai, Questo, guardiamo, guarda, ecco. questo bambino qua, questo era il teatrino che avevamo a Corso Cinà. Prima si faceva dentro diciamo, gli appartamenti Case, sì, certo, le case basse, certo. appartamenti dove si accoglievano le persone sera per sera, dove mettevano anche i cartelli pubblicitari che ogni quadro rappresentava uno spettacolo diverso, erano tutti gli spettacoli di tutta la settimana. Ah, E appunto, vedi, se riuscite a vedere, qua c'è scritto oggi. Questo era un episodio che che sarebbe stato rappresentato quella giornata. sì. Infatti i Senti, cartelli, Nicola, sì. guardate, guardate. Allora, venire da te è veramente molto bello. Voi siete in una posizione bellissima perché Siamo, siamo nel cuore della città. sì, 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 siamo proprio di fronte alla cattedrale in via Pietro Novelli, Palazzo Asmundo, un palazzo storico del Seicento, dove noi tutti i giorni accogliamo turisti in questo periodo. Diciamo che non, non ci sono tanti Esatto. turisti, però è un posto abbastanza visitato, sia come a livello È diciamo un di... punto, certo, è un punto importante della città perché chi arriva alla cattedrale passa proprio davanti a voi. Senti, Nicola, tu adesso dicevi un po', è chiaro, non ci sono per adesso turisti, però la famiglia Argento non si ferma perché io vedo spessissimo dei post molto belli pubblicati da voi e vi sbircio un po' perché vedo di tanto in tanto che dipingete, perché chiaramente portate avanti ancora spettacoli, perché mi dicevi proprio prima di iniziare la nostra diretta, noi non ci siamo fermati perché stiamo approfittando un po' di questo
chiamiamolo così, anno sabbatico per pensare a nuovi spettacoli e quindi nuovi fondali, nuove cose da costruire, nuovi personaggi. Mi sembra che questa sia la chiave di lettura, Sì. penso, migliore, no? Per affrontare questo periodo, Nicola. Abbiamo dei progetti nuovi che stiamo sviluppando insieme ai miei fratelli, con Dario, Anna, papà. Cerchiamo il prossimo anno, diciamo, di avere più possibilità di presentarci al pubblico con cose nuove. L'evoluzione, perché se parliamo del 1800 ad oggi, sia nella costruzione che sia anche nell'opera, la recita e tutto, c'è stata una sorta di evoluzione. Se pensiamo che prima c'erano 40 teatri, sì, solo a Palermo, prima degli anni 70, poi dopo il cinema e la televisione cominciarono a chiudere, adesso siamo rimasti solo poche famiglie, cioè non ci possiamo contare con le dita, non ci sono ragazzi che magari vogliono, ma noi siamo anche come famiglia pronti ad accogliere ragazzi sia per la costruzione, perché noi ci occupiamo di tutto, costruzione, pittura, sartoria, scolpiamo le teste, le mani, e poi c'è la messa in scena, i testi, diciamo che comprende un po' a 360 gradi, diciamo tutto. Ti faccio vedere qualche pittura realizzata da me, vedi? Ecco, guardate, sì, bello. Sì, questa certo, qua. In fondo ne abbiamo un'altra che sto finendo. Ecco. Diciamo che eccola là in fondo, sì. Anche come pittura, se parliamo di pittura, prima usavano la colla di pasta, cioè finivano di cucinare la pasta, non c'era il Vinavil che c'è adesso. Facevano asciugare un po' l'acqua della pasta e la usavano come colla. Cioè, e pitturavano anticamente anche con questo sistema. Adesso abbiamo la colla. Diciamo che l'evoluzione ha cambiato un po'. Facilitati, no? In molte cose, chiaramente, siamo molto più facili. Senti Nicola, ma io ti volevo chiedere, adesso io oso, va, ci provo, vediamo un po' se, amici di Io Compro Siciliano, sentite un attimo. Nicola, ma se io ti dicessi, per esempio, di portarci un po' anche lì all'interno del teatrino che c'è alle tue spalle, ma ci riusciremo? Col video, certo. Sì. Aspetta, ti faccio fare un giro dietro le quinte. Andiamo, siamo contenti, su avanti, andiamo a fare questo giro insieme a Nicola Argento. Vi ricordo, per chi si fosse collegato solamente adesso, che siamo a Palermo, siamo nel cuore della città e siamo all'interno del teatrino della famiglia Argento. Stiamo facendo questo viaggio veramente attraverso il tempo, attraverso la tradizione, l'Opera dei Pupi, patrimonio dell'umanità, ed ecco qui, guardate che meraviglia. Oh, ma lì c'è Dario! Salve, buonasera Ciao a tutti. Dario, come stai? Bene, grazie. Senti, ma lo sai che tuo fratello, prima di iniziare la diretta, mi ha detto che quando sei nato, la mamma, ma lui, cioè, figurati quello che, siccome parla da invidioso, no? Perché poi alla fine sei, lo so io che parla da invidioso, Dario. Senti, ma se io, Dario, ti dicessi di farci vedere un po' quello che accade dietro durante l'Opera dei Pupi, ci fai vedere qualcosa, un po' come si muovono i nostri protagonisti? Certamente. Siamo qui dietro le quinte, siamo nascosti e il pupo prende vita al momento in cui noi lo mettiamo in scena. Se tu vedi bene, dico, non hanno fili per camminare. Questa è anche una tecnica che è stata tramandata da mio nonno e del mio nonno. Quando incontra la bella Angelica, oh mia cara Angelica, dimmi, finalmente ti accompagnerò verso Parigi, dove chiederò il mio amore a Carlo Magno. Qui succede quando gli fa un atto d'amore. Poi quando incontra Orlando si prepara per la battaglia perché vuole contendersi alla bella Angelica.
e viene accompagnato dal battito del piede, vedi? Meraviglia, meraviglia. Non sapete quale emozione è vivere, anche se poi sembra quasi una cosa veramente tanto lontano dalla realtà, assistere a tutto questo e guardandolo attraverso un mezzo così moderno che poi è il web. Eppure è una cosa, l'emozione passa anche attraverso, come vedete, uno smartphone, passa a chi sta guardando. Ed è veramente bellissimo. Guardate un attimino quanto lavoro che c'è dietro, quanta storia. Ogni personaggio racconta di noi, racconta. Guardando per il Sì. pubblico, c'è sempre la parte dei saraceni e la parte dei cristiani da questa parte. Vedi, come vedi, di qua ci sono tutti i cristiani. Ecco. Poi quando si cambiano le storie cerchiamo di cambiare anche i pupi, perché in magazzino abbiamo altri pupi conservati. Questa è la Gramante che ci rappresenta come associazione. Senti, ma Nicola, ma quanti pupi avete? Abbiamo circa 350 pupi, tra cui altri 100 antichi che sono del nonno, del bisnonno e del nonno. E ci riteniamo carissimi, guarda. Ci credo. Senti, Nicola, innanzitutto salutami e ringrazia Dario, perché è stato bellissimo andarlo a trovare lì dietro. Ecco qua. Ma a questo punto, ehi Dario, volevo farti i complimenti e ti volevo ringraziare per queste belle emozioni che ci hai donato. Però ci sono alcuni amici che vanno salutati e stanno scrivendo nella nostra diretta, e quindi vorrei leggere insieme a voi qualche messaggio. Amalia Lopinto, buon pomeriggio a voi tutti, buona serata, grazie Amalia, grazie come sempre. C'è Salvatore Giardina, buonasera, ciao Salvatore, grazie per essere con noi. Sempre Salvatore Giardina dice: peccato che sono distante. Francofonte sì, ma finito questo periodo un salto a Palermo da Nicolò lo farò. E dai Salvatore, assolutamente sì, ripartiremo più forti di prima. C'è il Faraone Palermo, ciao caro amico, grazie per essere con noi. Dice: buonasera carissima amica Catiuscuzza e al grande puparo di magia Nicola. Sì, il saluto arriva a te. Giada Picciriddu, ci andavo pazzo per il teatro dei pupi. Fascino, bellissima storia di tradizione e cultura nostra. Complimenti a Dario. Quindi Dario, arrivano i complimenti anche per te. Grazie. C'è Salvatore Giardina che dice: ho visto di presenza anche i fratelli Napoli a Catania, tutto fantastico. Ed è vero, tra l'altro abbiamo avuto modo anche di intervistarli, perché poi ogni parte della Sicilia ha anche il suo modo, no? Esatto. Esatto. Sono molte differenze, entrambi affascinanti, perché affascinano il pubblico allo stesso modo. E poi tra l'altro qua adesso a dicembre ci sarà un festival, il Festival di Morgana, organizzato dal Museo delle Marionette, dove interverranno molti pupari di scuole diverse, perché ognuno di noi poi ha la sua scuola, la sua storia, eccetera, eccetera. Dal 3 al 14 andiamo in streaming e possono vedere i link proprio nella pagina del museo. Bellissimo, sì. Noi lo seguiremo assolutamente. Tra l'altro devo dire una cosa molto bella, è che intervistando un po' le famiglie storiche, l'abbiamo fatto con Nicola, l'abbiamo fatto con la famiglia Napoli, che tra di voi c'è grandissimo, veramente grandissimo veramente bellissima. Senti Nicola, noi abbiamo dalla regia anche un contributo video che mi piacerebbe condividere con gli amici di Pomeriggio Special. Guardiamo un attimino questo video. Erano presenti a corte in Gran Consiglio Ottone, Ginamo, Amone, Principi e Baroni. Issa fu la grande battaglia.
Sono Palermo, il genio. Che emozione, Nicola, che emozione. Bravi, 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 bravi. Senti, questo è il promo per gli spettacoli che faremo a dicembre. Sono 3 repliche che lo faranno per 10 repliche. E poi ci sono altri teatri, sia i Fratelli Napoli che i Mauscieri di Siracusa, i Cuticchio di Palermo, ci sarà Mancuso, ci saranno varie famiglie che faranno vari spettacoli durante questo periodo, con orari e quindi diversi. mi sa tanto che verremo nuovamente a bussarti, naturalmente, perché è chiaro che così di tanto in tanto noi veniamo a sbirciare fra un teatro, fra uno spettacolo ed un altro. Senti, Scusami se ti interrompo, avere il contatto col pubblico è un'altra cosa. Ed è quello che mi manca veramente. Quest'anno mi è mancato tantissimo. Ma tu lo sai che io stavo proprio arrivando qua, nel senso che quanto manca questo pubblico, ma quanto manca? Tantissimo, tantissimo, perché quando finisce lo spettacolo dura di più, le domande durano di più dello spettacolo. Rimangono qua affascinati, prendono il pupo in mano, cercano di muoverlo, però non ci riescono perché giustamente ci vuole una scuola dietro, ci vuole passione, eccetera, eccetera. Però è bello avere il contatto col pubblico, sentire gli applausi perché quelli ti caricano di più. Sentire i complimenti, sentire proprio il calore del pubblico, e questa è una cosa che a me mi ha sempre emozionato, perché alla fine poi i risultati sono quelli che sono, lo decidono loro, non sono io a dire che sono bravo, noi come famiglia o gli altri, sono tutti spettacoli, diciamo, che vengono tramandati, però poi te li fai tu tuoi, cioè diventa come una cosa personale da difendere. E poi c'è quella strana magia, no? Che il pubblico, che il pubblico instaura con chi è sul palcoscenico, e quindi ci sono cose che nascono lì senza nemmeno sapere, no? Quella che è questa strana magia, che è come se fosse veramente magia, proprio magia. Quando salgo sul palcoscenico, non lo so, divento tanti personaggi e divento diverso, cioè mi trasformo e cerco di fare diversi personaggi, tipo Orlando, Rinaldo, il Saraceno, ed è come tanti spiriti che entrano dentro di me per dare queste voci e animare questi pupi. È una cosa fantastica, è una cosa inspiegabile, però è così. Senti, ti faccio una domanda, lo faccio a te, non so se magari Dario ancora ci ascolta, ma vi capita in questo periodo, magari trovandovi in teatro da soli, vi capita magari, Dario, vieni qua accanto a noi, dicevo, vi capita magari in questo periodo un po' strano, no? Di ritrovarvi sul palco e prendere i vostri personaggi e mettervi lì anche, non so, come quasi ad immaginare che questo pubblico sia presente, sì, ad inventare, a parlare forse con loro stessi, no? Con i pupi. Quasi... Noi parliamo con loro. No, con il pupi, col pupi. Noi parliamo con i pupi, perché praticamente quando noi diamo la nostra anima, facciamo animare il pupo, è come diventa una parte di noi stessi. Ora adesso, mentre facciamo le prove, quasi ci parliamo, dice no, dobbiamo fare così, dobbiamo fare, no, ti muovo così, e diventa... E ci immaginiamo anche un pubblico. Certo. Ci immaginiamo anche un pubblico. Ma noi torneremo fortissimi, ragazzi, torneremo fortissimi. Guarda, e noi tra l'altro in Sicilia abbiamo molto da dare, molto per abbracciare i nostri visitatori. Partiremo da noi, anche il Faraone Palermo sta scrivendo. Scusa, ti voglio presentare l'artefice, cioè mio padre, di queste opere che hai visto. Questo signore qua. Ciao, come stai? Bene. È 83 anni, 82 anni. Una vasta tiedda. Amore mio grande.
come figlio, come nipote. Non 82 importa, anni. basta che la vasata sia arrivata. Ci piaci, tu per noi sei storia. Noi ti amiamo fortemente, sei custode di storia e tradizione, quindi ti amiamo. 70 anni di attività. Meraviglia. Iniziai a Meraviglia. 10 anni. Ce n'ha 82, non li dimostra. E se lo Ma vedi sembri dietro un le ragazzino, cosa dobbiamo fare qui? Un ragazzino. e se lo vedi con i pupi dietro le quinte, fa paura. Ah, ma noi dobbiamo venire lì ad applaudirti, ad applaudirvi, lo faremo prestissimo. C'è un messaggio? Con piacere. C'è un messaggio. C'è un messaggio che hanno scritto per voi, lo ha scritto il Faraone Palermo, che dice: complimenti, verrò a trovarti, spero prestissimo. Ed ancora un saluto al maestro che arriva da Salvatore Giardina, che dice: buonasera maestro, un archivio vivente. Tu sei la storia, lo sai? Lo so, Lo so. ne sono orgoglioso di questo. E noi più di te? Come? Maestro, noi siamo più orgogliosi di te, più contenti di te. Grazie. Perché sì, abbiamo la storia lì, possiamo avere tutto a portata di mano. C'è un messaggio che scrive il Faraone Palermo e dice: se Nicola mette no, scusate, metto gli occhiali perché non c'è. Se Nicola mette Annuscia cupola, sarà proprio puparo con l'identità sicula. È già bravissimo comunque. Sì, dico, abbiamo veramente grandi sostenitori che stanno seguendo la nostra diretta. Noi torneremo presto nei nostri teatri, ritorneremo presto alla nostra vita. Nel frattempo io so, maestro, che voi state comunque lavorando tanto, state dipingendo, state costruendo nuovi personaggi, perché siamo lì e noi verremo ad assistere ai nuovi spettacoli. Le mani sono sempre... di acido ancora. C'è un messaggio che arriva da Tondulus28 che dice: orgoglio siciliano. Quindi continuate ad avere grande accoglienza da parte di tutti gli amici che stanno scrivendo nella nostra diretta. Siamo quasi arrivati verso la fine. Maestro mio, ma adesso ti dico, ma Nicolò, Dario, ma quando erano ragazzini, ma ti seguivano nel tuo lavoro, ti seguivano, erano lì che giravano attorno a te? O sei stato un po' tu a prenderli e a portarli verso quello che è l'amore del teatro? Sì, diciamo che erano alternative, avevano la testa a giocare, quindi praticamente qualche cosa... Lo sapevo. Vabbè, ma i nostri giocattoli, Katiuska, erano i pupi. Infatti. Lui li costruiva e noi li rompevamo, cioè, facevamo le battaglie già da piccolo e rompevamo tutti i pupi e poi buscavamo. Ma io le dicevo sempre la solita parola: insegna arte e mette le paite. È vero. Io ho altri mestieri che imparai a 10 anni, però facevo l'uno e l'altro e anche la scuola. Quindi allora le dicevo sempre questo: imparalo che domani ti può servire. È vero. E costruiscono anche loro. C'è un messaggio che arriva da Tondulus28 che dice: non perdiamo le nostre tradizioni mai. Grazie per esserci. Un bel messaggio. Le nostre autorità neanche ci guardano. Vabbè, e c'è l'altro discorso. Ma perché queste cose vanno sostenute. Maestro mio, guardami. Maestro, sentimi maestro, lo sai che cos'è? Noi dobbiamo andare avanti. Sai che cosa? Mia nonna mi diceva sempre, oltre a quella che è, com'è, impara l'arte e mettila da parte, ma guarda, capito, maestro mio, sai che cosa?
che noi siamo una grande forza perché partiamo da noi, siamo imprenditori, siamo uomini che hanno saputo e sanno quello che è il sacrificio, noi ci sbracciamo e andiamo comunque avanti e ripartiremo più forti di prima, maestro mio. Fino a oggi faccio pure così io, fino a oggi. Esatto. Senti, ma adesso, maestro, avvicinati. Nicola, avvicinati. Dario è andato via, è sempre lì vicino. Dario, venite un attimo. Allora, innanzitutto vi volevo dire, questa sera alle 21:30, Nicola, vieni un po' verso il centro, collegatevi sui nostri canali. Io compro siciliano naturalmente perché alle 21:30 abbiamo la seconda puntata con Vincenzo Canzone, un grande presentatore meraviglioso, preparatissimo, che adesso fa parte della squadra di Io compro siciliano, con Sicily On Air. È un format musicale, abbiamo tantissime eccellenze musicali siciliane che sono presenti in giro per il mondo, quindi collegatevi alle 21:30, mi raccomando. Okay, e dopodiché possiamo andare a letto, maestro, va bene? Prima ci guardiamo il programma. No, alle no, 21... No? Non andiamo a letto. Ok, Sì. mi raccomando. A questo punto io ringrazio Paolo Gatto in regia, ringrazio a Dario, ringrazio a Nicola, ringrazio a te, maestro, ma prima di lasciarvi vi devo fare dire una cosa importantissima che porta bene, maestro. Sì. Ok? Dovete ripetere con me. Io compro siciliano. Siciliano. Ci Siamo piace. siciliani. Ce la faremo, ragazzi, non molliamo. Maestro, me la mandi un bacio? La mazzatetta. Ed ora sigla. Famiglia Argento, storia della nostra Sicilia. Grazie. Sigla. Grazie.